Ciao a tutti, noi siamo i Tears of Blood, veniamo da Montebelluna e siamo la prima metal band che canta in lingua italiana. Negli anni la band è cambiata parecchio, sono cambiati sia i componenti che il modo di comporre la musica. Probabilmente anche perché sono cambiati gli anni e quindi cambiano le cose che ascolti e quindi ti evolvi anche in base probabilmente a quello che ascolti. Probabilmente 5, 6, 7 anni fa non si lavorava tanto sull'impatto sonoro, ma si lavorava tanto sull'impatto della musica tecnica, tante note, tante armonie, musica abbastanza incasinata con tante parti, tanti riff. E ne sentivo la necessità, ma in realtà è nata anche abbastanza in modo naturale e ho cominciato a scrivere dei riff che erano molto più ehm, puntati sul groove piuttosto che proprio sulla tecnica vera e propria, e quindi ho cominciato a concepire musica più semplice ma molto più alla Rammstein, per dire, poche note ma in realtà tanto suono, tanta ciccia e tanto groove. Sento di voler agire, questo mondo è bilico, giocati quell'attimo qui. L'obiettivo di fondo era di sicuro creare un qualcosa che la gente potesse apprezzare e potesse sentire proprio, quindi un qualcosa di più familiare, e la proposta di Unico era stata quella appunto di provare a cantare in italiano, a fare metal in italiano. Già il metal in Italia è un genere che non si ascolta tantissimo, o meglio non fa parte del mainstream, e tutt'al più quello in italiano si ascolta soprattutto metal estero. Quindi era interessante per noi appunto metterci in gioco e anche rischiare, se vogliamo, a proporre un messaggio che la gente potesse capire, potesse interpretare senza alcun misunderstanding dovuto alla lingua, e quindi si poteva appunto sentire anche partecipe di quello che stavamo facendo e di quello che stavamo proponendo anche noi come gruppo. Senza saper perdere. I miei testi arrivano anche a cercare di far capire alla persona che probabilmente non si è ancora consapevoli di chi si è, perché si è sempre stato forse abituati a dire cosa si doveva essere dalla società. Quindi una volta che tu magari dai un messaggio a una persona per farla capire che potrebbe essere veramente qualcosa di più, non Dio, qua dobbiamo essere solo semplici esseri umani. Ma una volta che tu capisci questo concetto dici, cazzo, io non sono un medico, io sono più di un medico, un essere umano che può lottare per le proprie passioni, per il bene, cioè, perché si studia per un diploma, per un pezzo di carta, per diventare chi? Quello che vuole la società, per fare dei soldi come vuole la società, per fare una famiglia come vuole la società, cioè tutto in base a un disegno schematico quasi. Invece i testi che scrivo è per invogliare il cuore a ragionare, la mente a ragionare, l'essere umano a essere un cazzo di essere umano. E da lì che è venuta anche una canzone che lui ha scritto proprio appositamente per me, per esprimere questo concetto, che è Non ti spegnere. Questo è il brano che ha permesso che lui ha scritto, che mi permettesse di poter esprimere questo concetto. C'è una frase che voglio prendere della sua canzone, il ritornello fa in mezzo a questo mare io voglio naufragare, qui nulla mi appartiene. Tutto quello che noi abbiamo di materiale rimane qua. Quindi è come non avere niente se poi dai valore solo a quello. E dico, dimmi cos'è l'amore, se vince ancora il male, credi sia naturale. Cioè questa cosa porta a cercare di trovare la risposta, osservando cosa è il mondo. Perché da quando siamo in questa umanità disumana, oggi nel 2021, si osserva già cos'è da secoli il male. Le guerre non sono normali, chi le combattono sono i soldati. Però i soldati che dicono di sì al generale sono un po' coglioni, perché potrebbero loro già come principio fermare le guerre, ma le combattono perché in alto c'è qualcuno che muove i fili. Ma senza il popolo questo mondo qua non potrebbe andare avanti. E purtroppo la maggior parte del popolo, muovendo il male nell'ignoranza, perché l'ignoranza è non sapere, ci ha mandati oggi nel 2021 a non sapere neanche più chi siamo. E da lì quello che sei, un'altra canzone pazzesca. Sto proprio costruendo questo dialogo in base alle canzoni che ho scritto, ma tutte le canzoni sono connesse tra di loro. Cioè, quello che i Tears hanno fatto per me era proprio esprimere questo e poter fare di tanti pezzetti un puzzle per avere un quadro unico, che non è solo il mio nome, è quello che siamo noi. E poi i guai, chiude in bellezza, guai è un altro testo,
dove una volta che hai capito, dall'anno zero hai capito cosa è successo a questa umanità, hai scovato quello che sei, capisci tanto di te che non ti vuoi spegnere, allora sei lì che attendi un miracolo, capisci che quel miracolo sei tu, quindi quello che vuoi, che è il primo singolo che abbiamo tirato fuori, e guai alla fine è l'ammazzata dove dici cazzo sono sveglio, adesso sono guai. Siamo noi che muoviamo i passi. Allora, come progetti futuri stiamo già registrando un disco in questo momento qui al The Central proprio, e il disco sarà diviso in 2 parti. E la parte 1 è praticamente finita e uscirà credo entro la fine di febbraio, e dopo entreremo in studio credo già a marzo per buttare fuori la seconda parte. Abbiamo appunto l'intenzione di realizzare un live nello stesso studio che ci ha ospitato per la registrazione del nostro disco e del singolo che è uscito a dicembre, che è il The Central, che tra l'altro a cui sono doverosi i ringraziamenti per il lavoro che ci hanno permesso di svolgere, per come ci hanno supportato, perché sono dei ragazzi fantastici, e vogliamo fare un live in studio dal momento che il periodo attuale è quello che è, quindi non si può suonare in giro. Sarebbe carino da fare una streaming con un live dove noi suoniamo appunto le canzoni registrate qui e che fanno parte appunto delle 2 parti di disco. Siamo i Tears of Blood e mi raccomando rimanete connessi che a fine mese uscirà la prima parte del nostro disco. Ricordatevi che trovate anche il nostro primo singolo uscito, Quello che vuoi, su YouTube con il relativo videoclip e su tutte le piattaforme digitali, quindi Spotify, Deezer, Napster, TikTok, ovunque. Seguiteci su Instagram alla pagina Tears of Blood Band e su Facebook alla pagina Tears of Blood. Ciao a tutti. Ciao. Ciao fratelli.